sul libro c'è proprio tutto un capitolo che parla dell'idea di famiglia e indica la famiglia come il corretto modo di governare. Proprio nel sistema SEF la valenza politica della famiglia rappresenta l'essenza del buon governo, e quindi che la progettualità della famiglia porta dietro di sé anche lungimiranza e anche fare politica non soffermandosi soltanto sulle urgenze, ma su quello che accadrà anche tra 30, 40, 50 anni, perché una famiglia pensa anche al futuro dei propri figli, dei propri nipoti. E la famiglia va considerata anche il motore dell'economia e non quindi prima di essa. C'è un capitolo che si occupa del tema della fiscalità, e da quello che ho letto mi sembrano interessanti, o comunque le idee centrali su questo argomento possono essere considerate quelle di la diminuzione. Tu dici le tasse diminuirebbero se lo Stato delegasse ai privati molti servizi. Questo secondo me è molto interessante e penso possa interessare anche a chi ci sta ascoltando. E poi la seconda idea centrale su questo aspetto è l'equità fiscale, che tenga conto del numero dei componenti della famiglia. Che